Buonasera, bene arrivati. Celebriamo oggi questa veglia ecumenica, una modalità che trovate esposta, nel libretto che avete lì nei banchi. Come si svolge? Avete un inizio, abbiamo un inizio, l'invito alla preghiera e poi in 3 momenti chiamate veglie. Prima veglia, seconda e terza veglia. Nelle veglie avremo un modo particolare di ascoltare abbondantemente, diciamo così, la parola del Signore, un salmo, una lettura e poi di unirci nella preghiera. Faremo anche un gesto, un piccolo segno che ricorda un pochettino come è il Signore che ci unisce. Vedete che qui al centro c'è il cero pasquale, rappresenta Cristo risorto. Allora i ministri si avvicineranno, ognuno con la propria candela, come sono disposti i raggi di una ruota. Dalle periferie
verso il centro. E man mano che si va verso il centro, i raggi, cosa accade? Che si avvicinano anche tra di loro, riducono lo spazio che c'è tra un raggio e l'altro. Così pensiamo anche noi, no? Le varie chiese, i rappresentanti delle chiese, andando verso il centro, Cristo, eliminano le distanze che ci sono tra loro. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda e si rinnovi il mondo nell'amore. Il soffio della grazia ci trasformi e regnerà la pace in mezzo a noi. La guerra non tormenti più la terra e l'odio non divida i nostri cuori. Uniti nell'amore formiamo un solo corpo nel Signore. Uniti nell'amore formiamo un solo corpo nel Signore. La carità di Dio in noi dimori e canteremo, Padre, la tua lode. Celebreremo unanimi il tuo nome, daremo voce all'armonia dei mondi. Viviamo in comunione vera e santa, fratelli nella fede e la speranza, uniti nell'amore, formiamo un solo corpo nel Signore. Uniti nell'amore, formiamo un solo corpo nel Signore. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, è carità che accende l'universo. Si incontreranno i popoli del mondo nell'unico linguaggio dell'amore. I poveri saranno consolati
giustizia e pace in Lui si abbracceranno. Uniti nell'amore, siamo un solo corpo nel Signore. Uniti nell'amore, formiamo un solo corpo nel Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con il tuo spirito. Benvenuti a tutti voi. Saluto il Vescovo Corrado. Saluto tutte le persone che sono collegate per vivere questo momento di preghiera e ringrazio per aver scelto questa nostra Chiesa che questa sera pensiamo essere il cenacolo dove Gesù ha pregato per l'unità dei cristiani, l'unità. Quindi auguro a tutti voi di fare un'esperienza profonda di comunione in questo momento di preghiera e il beneficio vada per tutta la Chiesa che crediamo, che preghiamo, possa trovare veramente unità. Fratelli e sorelle in Cristo, quest'anno il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, scelto dalle suore della comunità di Grand Champ in Svizzera, è «Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto». Questo è l'ardente desiderio di Dio, espresso nelle parole di Gesù, che noi possiamo rivolgerci a Lui e rimanere in Lui. Egli ci attende senza stancarsi mai, sperando che, uniti a Lui nell'amore, noi porteremo un frutto che darà vita a tutti. Di fronte alla differenza dell'altro, rischiamo di ritirarci noi stessi e di vedere solo ciò che ci separa. Ma ascoltiamo ora come Cristo ci chiama a rimanere nel suo amore e così produrre molto frutto. Nei 3 momenti di preghiera che seguiranno, ricordiamo la chiamata di Cristo. Ci volgiamo verso il suo amore, a Lui che è il centro della nostra vita, poiché il cammino di unità ha inizio nell'intima relazione con Dio. Dimostrare nel suo amore rafforza il desiderio di perseguire l'unità e la riconciliazione con gli altri. Dio ci apre a coloro che sono diversi da noi. Questo è un frutto importante, un dono di guarigione per le divisioni che sono dentro di noi, tra di noi e attorno a noi. In pace preghiamo il Signore. O Signore, Tu sei il vignaiolo che si prende cura di noi con amore. Tu ci inviti a vedere la bellezza di ogni tralcio che è unito alla vigna, la bellezza di ogni persona. Eppure troppo spesso le differenze negli altri ci intimoriscono, ci ritiriamo in noi stessi, abbandoniamo la fiducia in Te e cresce inimicizia tra noi. Vieni e conduci nuovamente a Te i nostri cuori.
Donaci di vivere del tuo perdono perché possiamo insieme lodare il tuo nome. Tutti insieme, tu che ci chiami ad essere lode sulla terra e tra le genti, gloria a te. Cantiamo la tua lode nel mondo e tra le genti. Cantiamo la tua lode nella creazione e tra le creature. Tu che ci chiami ad essere lode sulla terra e tra le genti, gloria a te. Cantiamo la tua lode tra le lacrime e la sofferenza. Cantiamo la tua lode tra gli intenti e i successi. Tu che ci chiami ad essere lode sulla terra e tra le genti, gloria a te. Cantiamo la tua lode tra i conflitti e le incomprensioni. Cantiamo la tua lode nell'incontro e nella riconciliazione. Tu che ci chiami ad essere lode sulla terra e tra le genti, gloria a te. Cantiamo la tua lode tra le separazioni e le divisioni. Cantiamo la tua lode nella vita e nella morte, nel sorgere di un nuovo cielo e di una nuova terra. Tu che ci chiami ad essere lode sulla terra e tra le genti, gloria a te. Entriamo ora nella prima veglia, rimanere nell'amore di Cristo, l'unità dell'intera persona. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Possiamo sedere, ascoltiamo il Salmo. Loda il Signore, anima mia, dal profondo del cuore loda il Dio Santo. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi doni. Egli perdona tutte le mie colpe, guarisce ogni mia malattia, mi strappa dalla fossa della morte, mi circonda di bontà e tenerezza, mi colma di beni nel corso degli anni, mi fa giovane come l'aquila in volo. Il Signore agisce con giustizia, vendica i diritti degli oppressi, ha rivelato i suoi piani a Mosè, le sue opere al popolo di Israele. Il Signore misericordioso e clemente è paziente, sempre ben disposto. Non rimane per sempre in lite con noi.
non conserva a lungo il suo rancore. Non ci ha trattati secondo i nostri errori, non ci ha ripagati secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, grande è il suo amore per chi gli è fedele. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, egli allontana da noi le nostre colpe. Come è buono un padre con i figli, è tenero il Signore con i suoi fedeli. Egli sa come siamo fatti, non dimentica che noi siamo polvere. I giorni dell'uomo durano come l'erba, fioriscono come un fiore di campo. Appena il vento lo investe, scompare e non lascia traccia. Ma l'amore del Signore dura per sempre per quelli che lo temono. La sua grazia si estende di padre in figlio per chi non dimentica il suo patto e osserva i suoi comandamenti. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli, regna su tutto l'universo. Benedite il Signore, angeli forti e potenti, ubbidienti alla sua parola, pronti ai suoi ordini. Benedite il Signore, voi potenze dell'universo, suoi servi che fate il suo volere. Benedite il Signore, creature tutte, in ogni luogo del suo regno. Anima mia, benedici il Signore. Gesù disse ancora: io sono la vera vite, il Padre mio è il contadino. Ogni ramo che è in me e non porta frutto, egli lo taglia e lo getta via, e i rami che danno frutto li libera da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti. Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato. Rimanete uniti a me e io rimarrò unito a voi. Come il tralcio non può dar frutto da solo se non rimane unito alla vite, neppure voi potete dar frutto se non rimanete uniti a me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Se uno rimane unito a me e io a lui, egli produce molto frutto. Senza di me non potete far nulla. Se uno non rimane unito a me, è gettato via come i tralci che diventano secchi e che la gente raccoglie per bruciarli. Se rimanete uniti a me e le mie parole sono radicate in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. La gloria del Padre mio risplende quando voi portate molto frutto e diventate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se metterete in pratica i miei comandamenti, sarete radicati nel mio amore. Allo stesso modo io ho messo in pratica i comandamenti del Padre mio e sono radicati nel suo amore. Vi ho detto questo perché la mia gioia sia anche vostra e la vostra gioia sia perfetta. Il comandamento è questo: amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la propria vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate quel che io vi ho comandato. Io non vi chiamo più schiavi, perché lo schiavo non sa
cosa fa il suo padrone. Vi ho chiamati amici perché vi ho fatto sapere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quel che chiederete nel mio nome. Questo io vi comando: amatevi gli uni gli altri. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Vi invito ad alzarvi in piedi. O Dio di amore, in Cristo tu ci hai detto: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Tu ci cerchi, ci inviti ad accogliere la tua amicizia e a dimorare in essa. Insegnaci a rispondere più profondamente a questo invito e a crescere in una vita che sia sempre più piena. La gioia del nostro cuore è in Dio. O Dio di vita, tu ci chiami ad essere lode nel mondo e ad accoglierci reciprocamente come dono della tua grazia. Fa che il tuo amorevole sguardo si posi su ogni persona e aprici a riceverci l'un l'altro così come siamo. La gioia del nostro cuore è in Dio. O Dio che ci raduni, tu ci intessi insieme come un'unica vigna nel tuo Figlio Gesù. Fa che il tuo spirito di amore dimori in noi negli incontri comunitari e in ogni altro incontro ecumenico. Donaci di poterti celebrare insieme nella gioia. La Gioia del nostro cuore è in Dio. O Dio dell'unica vigna, tu ci chiami a dimorare nel tuo amore in tutto quello che facciamo e che diciamo. Toccati dalla tua bontà, donaci di essere un riflesso del tuo amore nelle nostre case e nei luoghi di lavoro. Fa che possiamo preparare la strada per superare le rivalità e le tensioni. La gioia del nostro cuore è in Dio.
molto spesso pensiamo alla preghiera come a qualcosa che noi facciamo, come a una nostra attività. In questo breve momento di preghiera siamo invitati a fare silenzio interiore e a lasciare da parte tutto il rumore e le preoccupazioni della vita e ogni altro pensiero. In questo silenzio subentra l'azione di Dio. Noi siamo semplicemente chiamati a dimorare nel suo amore, a riposare in Lui. Entriamo nella seconda veglia, l'unità visibile tra i cristiani. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Hai sempre amato la tua terra, Signore. Hai fatto ritornare i deportati di Israele. Hai perdonato i nostri peccati e dimenticato le nostre colpe. Hai ritirato le tue minacce e placato il furore della tua collera. Dio Salvatore, riavvicinati a noi, fa cessare il tuo sdegno. Resterai per sempre irritato con noi, durerà per sempre la tua collera. Torna a darci la vita e sarai la gioia del tuo popolo. Mostraci ancora il tuo amore fedele e donaci la tua salvezza. Ascolterò il Signore nostro Dio, certamente ci parlerà. Ci parlerà di pace se restiamo suo popolo e suoi amici e non torniamo sulla via degli stolti. Sì, egli è pronto a salvare chi l'ascolta. Con la sua presenza riempirà la nostra terra. Amore e fedeltà si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno. Dal cielo scenderà, la giustizia, la fedeltà germoglierà dalla terra. Il Signore ci darà la pioggia, la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti al Signore e seguirà la via dei suoi passi. Fratelli, in nome di Gesù Cristo, nostro Signore, vi chiedo che viviate d'accordo. Non vi siano contrasti e divisioni tra voi, ma siate uniti. Abbiate gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. Purtroppo, alcuni della famiglia di Chloe mi hanno fatto sapere che vi sono litigi fra voi. Mi spiego.
Uno di voi dice: io sono di Paolo, un altro: io di Apollo, un terzo sostiene: io sono di Pietro, e un quarto afferma: io sono di Cristo. Ma Cristo non può essere diviso. Un solo Signore, una sola fede, solo battesimo, un solo Dio e Padre, chiamati a conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, chiamati a formare un solo corpo, un solo spirito, cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, solo battesimo, un solo Dio e Padre, chiamati a partecipare ad una stessa speranza in Cristo. Cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, solo battesimo, un solo Dio e O Spirito Santo, tu crei e ricrei la Chiesa in ogni luogo. Vieni e sussurra ai nostri cuori la preghiera che Gesù ha rivolto al Padre alla vigilia della sua passione. Anch'essi siano in noi, così il mondo crederà che tu mi hai mandato. Kyrie eleison. O Signore Gesù, Principe della pace, accendi il fuoco del tuo amore in noi, affinché cessi nella Chiesa ogni sospetto, odio e incomprensione. Fa che crollino i muri di divisione.
Kyrie eleison. O Santo Spirito Consolatore, apri il nostro cuore al perdono e alla riconciliazione e riavviaci sul retto sentiero. Kyrie eleison. O Signore Gesù, mite e umile di cuore, donaci povertà di spirito, così che possiamo accogliere il tuo amore benevolo. Kyrie eleison. O Santo Spirito, che mai abbandoni uomini, donne e bambini, perseguitati per la loro fedeltà al Vangelo, concedi loro forza e coraggio e sostieni chi li aiuta. Kyrie eleison. Terza veglia, l'unità di tutti i popoli e con il creato. Il Signore è la luce che illuminizza la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Potete sedere. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, abitanti del mondo. Cantate e benedite il Signore. Ogni giorno annunziate, è Lui che ci salva. Raccontate la sua gloria a tutte le nazioni. A tutti i popoli narrate le sue imprese. Grande è il Signore e degno di lode, più terribile di tutti gli dei. Gli dei dei popoli sono un nulla. Il Signore ha fatto l'universo. Attorno a Lui splendore e maestà. Nel suo santuario potenza e bellezza. Rendete al Signore, popoli del mondo. Rendete al Signore gloria e potenza. Rendete a Lui la gloria che gli spetta. Entrate con offerte nel suo tempio. Adoratelo quando appare nella santità. Tremate davanti a Lui, abitanti del mondo. Dite a tutti gli uomini, il Signore regna. Giudica i popoli con giustizia. Egli rende stabile il mondo, che non sarà mai scosso. Se la reglino i cieli, esulti la terra. Frema il mare e quanto vi è contenuto, sia in festa tutta la campagna. Dansino di gioia gli alberi del bosco, davanti al Signore che viene a giudicare la terra,
giudicherà il mondo con giustizia e tratterà i popoli con equità. Dopo vidi ancora una grande folla di persone di ogni nazione, popolo, tribù e lingua, che nessuno riusciva a contare. Stavano di fronte al trono e all'agnello, vestite di tuniche bianche, e tenendo rami di palma in mano, gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, a Lui che sta seduto sul trono e all'agnello». Tutti gli angeli che stavano in piedi attorno al trono, agli anziani e ai 4 esseri viventi, si inginocchiarono di fronte al trono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: «Amen, al nostro Dio la lode, la gloria e la sapienza, la riconoscenza e l'onore, il potere e la forza per sempre. Amen». Agnello, mistero d'amore, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Tu per l'uomo soffristi la morte, loderemo ora e sempre per l'eternità. Tu all'uomo donasti la vita, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto. Il tema di questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani riecheggia quanto abbiamo sentito dire da Gesù nella lettura del capitolo 15 di Giovanni, la prima delle letture che abbiamo fatto in questa veglia, in questo incontro. Abbiamo sentito ripetere quasi ossessivamente da Gesù: rimanete in me, rimanete nel mio amore. Se non resterete uniti rimanendo in me, non porterete frutti. L'immagine della vite e dei tralci è estremamente significativa per noi poi qui nel nostro Trevigiano. Essa indica questa profonda unione, questa unione vitale che deve esistere tra noi e Gesù come condizione per il nostro portare frutto. E qual è questo frutto che noi potremmo portare rimanendo uniti a Gesù? Indubbiamente, conoscendo il Vangelo di Giovanni, sappiamo anche la risposta. Il frutto è la comunione
nell'amore, amarsi reciprocamente come ci ha amati Gesù, e quindi rimanere profondamente in comunione con Lui e grazie a Lui in comunione tra noi e prima ancora con il Padre. Proprio il rimanere uniti tra noi è il segno che noi siamo in Gesù. Ed è la via anche attraverso cui può nascere la fede da parte degli uomini, come dice Gesù nel capitolo 17. Se voi rimanete in noi, il mondo crederà. Ogni divisione che nasce tra i discepoli di Gesù, ma potremmo dire anche tra gli uomini, è frutto del divisore, diabolos, diavolo, colui che divide, che ci divide da Dio, che ci divide da Gesù, che ci divide dagli altri, che ci divide in noi stessi. Ed è molto facile dividersi, proprio a partire dal fatto che siamo diversi fra di noi. Nell'introduzione è anche detto questa difficoltà. Eppure, dice scritto, abbiamo letto poco fa, troppo spesso le differenze negli altri ci intimoriscono, ci ritiriamo in noi stessi, abbandoniamo la fiducia in te e negli altri e cresce l'inimicizia fra di noi. Se potessimo definire l'azione dello spirito maligno rispetto all'azione dello Spirito Santo, potremmo dire così: lo spirito del male, il divisore, fa sì che le differenze inevitabili fra noi uomini diventino separazione, diventino contrasto, diventino conflitto. Lo Spirito Santo, viceversa, fa sì che le differenze diventino complementarietà e ricchezza, bellezza che fa crescere tutti e confluisce nella comunione. Come le note diverse possono comporre o suoni striduli e orripilanti, oppure possono far nascere una sinfonia meravigliosa. Può capitare l'una e l'altra cosa. O come i colori diversi possono produrre una macchia confusa e brutta da vedersi, oppure possono comporre un quadro meraviglioso. Rimanere nell'amore di Gesù per portare frutti di amore e di comunione sinfonica e frutto dello Spirito Santo. È questo che noi dobbiamo chiedere in questa veglia di preghiera. Perché se dipendesse da noi, possiamo stare tranquilli che con ogni probabilità dalle differenze nascerebbe la separazione, il conflitto, il contrasto. Concludo allora questa breve riflessione proprio invitando tutti a pregare oggi, domani, sempre, con insistenza e con grande fede lo Spirito Santo, perché ci aiuti a rimanere uniti a Gesù, vitalmente inseriti e immersi in Lui, così sarà possibile per noi portare quei frutti di riconciliazione, di comunione, di unità che Dio nostro Padre desidera da tutti i Suoi figli.
invito ad alzarvi in piedi per la preghiera. O Dio della vita, tu hai creato ogni essere umano a tua immagine e somiglianza. Ti eleviamo la nostra lode per il dono delle tante culture, espressioni di fede, tradizioni ed etnie. Donaci il coraggio di ergerci sempre contro l'ingiustizia e l'odio, a motivo della razza, del ceto sociale, del genere, dell'appartenenza religiosa, e a superare la paura verso coloro che non sono come noi. Dio della pace, Dio dell'amore, in te è la nostra speranza. O Dio, ricco di misericordia, in Cristo ci hai mostrato che noi siamo una cosa sola con te. Insegnaci a mettere a frutto questo dono nel mondo, così che i fedeli di ogni fede, in ogni paese, siano capaci di ascoltarsi reciprocamente e di vivere in pace insieme. Dio della pace, Dio dell'amore, in te è la nostra speranza. O Gesù, tu sei venuto in questo mondo a condividere pienamente la nostra umanità. Tu conosci la durezza della vita delle persone che soffrono in tanti modi. Fa che il tuo Santo Spirito, Spirito di compassione, ci muova a condividere il nostro tempo, la nostra vita, i nostri beni con tutti coloro che sono nel bisogno. Dio della pace, Dio dell'amore, in te è la nostra speranza. O Santo Spirito, tu ascolti il grido della tua creazione ferita e il pianto di quanti soffrono per il cambiamento climatico. Guidaci verso nuovi comportamenti e fa che impariamo a vivere in armonia come parte del creato. Dio della pace, Dio dell'amore, in te è la nostra speranza. Siamo chiamati ad essere ministri dell'amore di Dio che guarisce e riconcilia. Quest'opera può essere fruttuosa solo se dimoriamo in Dio, quali tralci della vera vigna che è Gesù Cristo. Più ci avviciniamo a Cristo, più ci avviciniamo gli uni agli altri. Immaginate un cerchio sul pavimento e immaginate che questo cerchio sia il mondo. Il centro rappresenta Dio e le strade verso il centro rappresentano i diversi modi in cui le persone vivono. Quando le persone che vivono in questo mondo, desiderando di avvicinarsi a Dio, camminano verso il centro del cerchio, nella misura in cui si avvicinano al centro, a Dio, si avvicinano gli uni agli altri e più si avvicinano gli uni agli altri, più si avvicinano a Dio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è la luce, vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la grazia che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la gioia che vince l'angoscia. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la pace che vince la guerra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. La spiritualità e la solidarietà sono inseparabilmente congiunte. La preghiera e l'azione si appartengono vicendevolmente. Quando rimaniamo in Cristo, riceviamo il tuo Santo Spirito, spirito di coraggio e di sapienza, per contrastare ogni ingiustizia e oppressione. Diciamo insieme: prega e opera affinché Dio possa regnare. Durante tutta la giornata, lascia che la parola di Dio dia vita nel lavoro e nel riposo. Mantieni il silenzio interiore in tutte le cose per dimorare in Cristo. Sii colmo dello spirito delle beatitudini, gioia, semplicità, misericordia. Fratelli e sorelle, siate uno affinché il mondo creda
Rimanete nel suo amore, andate nel mondo e producete i frutti del suo amore. Insieme. Possa il Dio della speranza colmarci di ogni gioia e pace nella fede, così che possiamo abbandonare nella speranza per la potenza del suo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Salva te, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede che ci unisce a te. Sia lode e gloria alla Trinità. Santo, 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 per l'eternità. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta lode a te, Gesù. Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. Fonte d'acqua viva per la nostra sete, fonte di ogni grazia per l'eternità. Cristo uomo e Dio, vive in mezzo a noi, egli nostra via, vita e verità. Venga il tuo regno, regno di giustizia, regno della pace, regno di bontà. Torna, o Signore, non tardare più, compi la promessa, vieni, o Gesù. Solo una parola alla conclusione di questa bella e intensa veglia di ringraziamento al nostro Vescovo Corrado che ha voluto presiedere, all'ufficio dell'ecumenismo con Don Giuseppe Gerlin che ha preparato questo incontro. Volevo soltanto ricordare, uscendo troverete delle copie dell'azione che annunciavano la veglia di questa sera, troverete anche un'intervista sempre al Vescovo di presentazione, di riflessione sulla visita alle unità pastorali che sta portando avanti anche in questi giorni, e proprio oggi era a Orsago, domani sarà nelle comunità di Pianzano, Godega e Vibano per continuare questo incontro con gli operatori pastorali ma anche con le comunità. Grazie anche alla Tenda TV che
ha trasmesso questo momento di preghiera. Buonasera e buon ritorno a casa a tutti. Una parola anch'io, grazie anche a voi che siete venuti. Io non pensavo che ci fosse, pensavo anche meno. Abbiamo pensato se farla o non farla tenendo conto della situazione e ci siamo decisi di farla, anche se magari con poche persone, come un gesto simbolico, chiedendo alla Tenda TV, che ringrazio, di diffonderla raggiungendo altre persone che avrebbero voluto essere partecipi e magari non hanno potuto. Vedo che in ogni caso c'è stata una buona partecipazione tenendo conto della situazione, quindi davvero vi ringrazio, come pure ringrazio questi ministranti e i diaconi che sono qui insieme a Don Celestino. Ecco, credo che in questi momenti tra il fare chissà che cosa e non fare niente, accontentiamoci e credo abbiano ragione di una presenza ridotta ma qualificata che dà un segno di preghiera e un messaggio per tutti. Grazie di nuovo per la vostra presenza e buon ritorno in famiglia.